È martedì 28 gennaio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Allora cominciamo con i fatti di cronaca. Sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio volontario Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Dovranno rispondere della strage di Altavilla Milicia in cui durante un esorcismo furono uccisi Antonella Salamone, che era la moglie di Barreca, e i figli Emanuel e Kevin. In attesa del processo, intanto Barreca dovrà tornare in carcere. Niente sconti per i presunti autori della strage di Altavilla Milicia. Giovanni Barreca, Sabina Fina e Massimo Carandente dovranno rispondere davanti alla Corte d'Assise dell'accusa di triplice omicidio e occultamento e distruzione di cadavere. Lo ha deciso il GUP di Termini Imerese Gregorio Balsamo, che ha rinviato a giudizio i tre. Il GUP ha anche revocato il trasferimento di Giovanni Barreca in una REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, disponendo il ritorno in carcere del principale imputato. Contro la decisione l'avvocato difensore Giancarlo Barraco ha già presentato un primo ricorso, ne presenterà un secondo in Cassazione. Credo, dice, che il rinvio a giudizio sia destituito di fondamento alla luce della perizia su Barreca. Attendiamo l'esito del ricorso e penso che la posizione possa essere stralciata. Assente in aula Massimo Carandente, mentre si affida a dichiarazioni spontanee Sabina Fina, che ha sempre ammesso di essere presente ma mai di aver partecipato ai reati. Forse chiederemo un ulteriore interrogatorio di garanzia affinché venga fuori la verità su quanto successo nella villetta, ha detto l'avvocato della donna Franco Critelli. Ammesse come parti civili i parenti di Antonella Salamone, che chiedono verità e giustizia, respinta la costituzione del comune di Altavilla Milicia. Nell'istanza di rinvio a giudizio la procura ha ricostruito i giorni dell'orrore in quella villetta, le terribili modalità degli omicidi di Antonella Salamone e di Emanuel e Kevin Barreca. Parallelamente davanti al Tribunale dei minori è in corso il processo alla figlia primogenita di Barreca, che risponde delle medesime accuse. Nei prossimi giorni il CUP di quel tribunale, Nicola Aiello, deciderà se Miriam Barreca è da considerarsi capace di intendere e di volere al momento della strage. E allora andiamo subito da Marco Carli, perché questa è una storia che ha certamente lasciato il segno in tutti noi, una brutale storia che arriva dalla provincia di Palermo. Stamattina su tutti i quotidiani si ritrova il fatto che siano stati rinviati i tre, diciamo, maggiorenni all'epoca dei fatti a giudizio. Una vicenda che, appunto, come dici tu, Angelo, ha lasciato il segno sicuramente in tutti noi, lo lascia nelle cronache giornaliere dei quotidiani, in questo caso ovviamente pieni della notizia che abbiamo raccontato nel corso dei nostri telegiornali, abbiamo riascoltato adesso. Usiamo Repubblica Palermo in questo caso per darvi l'idea, appunto, di come viene trattata la notizia all'interno dei quotidiani. In questo caso siamo nella parte centrale della pagina con il titolo Altavilla in tre a processo per la strage, con Barreca che ritorna in carcere, c'è il cancello della villa e poi la parola l'eccidio, quella tragedia, fiori e peluche davanti appunto al cancello della villa di Altavilla Milicia. Se andiamo nella pagina interna c'è tutta la ricostruzione con il richiamo anche della strage di Altavilla. Il titolo che riporta quello che abbiamo letto in prima pagina: processo Barreca e la coppia diabolica, un SMS svela l'orrore. Sono i messaggi macabri di Carandente prima che il massacro venisse alla luce. Ciao fratello, sono venuti a mancare la signora Antonella e il figlio Emanuel. Restando sempre su questa pagina interna, giovedì la decisione del magistrato sulla capacità di intendere e di volere della figlia minorenne al momento appunto della carneficina. Grazie Marco, adesso a Catania perché torniamo a parlare dell'esplosione che si è verificata per una fuga di gas con ogni probabilità che ha poi sventrato e ha portato al crollo di due palazzine nel quartiere di San Giovanni Galermo. Sono 32 le famiglie che chiedono risposte per un alloggio al comune. Trentino, dimentica che la festa di Sant'Agata per il giorno 3 nella carrozza non ci sali. Quest'anno ci siamo noi davanti a Pottone, anche se ci arrestano. Sant'Agata per loro ha fatto il miracolo, nessun morto, nessun ferito in una esplosione micidiale che ha demolito 2 intere palazzine. Lo sai che cosa ci hanno detto i tecnici? No signora, si chiude a casa che non succede niente. A sua fortuna sai che cosa è stato? Ha preso i bambini, come lei è uscita, è arrivato, come gli posso dire, un 20 metri.
C'è stato l'esplosione. Adesso gli sfollati della zona rossa di San Giovanni Galermo a Catania sono pronti ad andare al cospetto della patrona per ringraziarla, ma per chiedere ancora aiuto, perché l'aiuto delle istituzioni loro non lo percepiscono vicino. Vogliamo delle chiarezze, perché con i soldi una casa non la possiamo affittare, perché un affittuario una casa a me non me la dà, che garanzie gli do? Il Comune ha chiesto alla Regione dei contributi per finanziare il pagamento mensile di un affitto, ma nessuno ha fiducia. Gli sfollati non credono alle promesse e gli affittuari di casa non si fidano del pagamento da parte del Comune. Le persone che hanno un appartamento, come glielo affidano a loro? Voi già avete provato a contattare qualcuno per farvi affittare una casa? Me ne hanno detto di no, che non l'affittano, non ce l'affittano, guardi che la possiamo pagare, no, non ce l'affittano. Hanno degli appartamenti, delle ville chiuse alle persone mafiose, ai pentiti. Se loro questi qua li aprono a noi, per loro il costo è zero. A quasi una settimana dall'esplosione ci sono ancora 32 famiglie senza casa. Qualcuno non la vedrà più perché sono solo macerie, altri non sanno quando e se potranno rientrarci. Tutto è sequestrato dalla procura per le indagini. Intanto, tra incubi, ansia e incertezze, hanno trovato alloggio qui, in un residence della Playa, messo a disposizione della Protezione Civile, ma la situazione è ancora temporanea. Ho paura. Sinceramente forse è la prima notte che ho dormito realmente, perché vengono incubi o comunque quando una prova a dormire l'ansia prende il sopravvento. E mentre anziani e bambini questa mattina sono rimasti al residence, tutti gli altri aspettavano qui un assessore che non è mai arrivato. Lo studente e l'industriale, il profilo delle due vittime della tragica domenica proprio sul vulcano, sono deceduti in due distinti incidenti in quota e si tratta di Danilo Marletta, 17enne catanese, e di Nicola De Cardenas, che è milanese, presidente di Assolombarda Pavia. Vediamo e sentiamo il servizio. Un ragazzo che stava studiando per costruirsi una vita e un uomo che in qualche modo la sua vita l'aveva realizzata attraverso un percorso di successo. Lo studente e l'industriale, e questo è il profilo delle due persone che hanno perso la vita negli incidenti avvenuti domenica sull'Etna. Danilo Marletta, così si chiamava il giovane 17enne, frequentante il liceo Boggiollera di Catania, che assieme ad altri due escursionisti è precipitato per un centinaio di metri lungo un vallone nella zona della schiena dell'Asino, attorno alla Valle del Bove. Soccorso, intubato e rianimato per un arresto cardiaco mentre veniva trasportato in elicottero all'ospedale Cannizzaro e purtroppo deceduto poche ore dopo il ricovero. Sul posto i vigili del fuoco che hanno utilizzato l'elicottero Drago e un Verricello, il personale del 118, la Guardia di Finanza e il soccorso alpino. Il dolore è forte tra chi lo conosceva e corre anche sui social. Lo ricordano come un ragazzo solare che amava la montagna e che non era nuovo alle passeggiate sull'Etna a piedi e in mountain bike. La dinamica dell'incidente va ancora chiarita del tutto e resta al vaglio degli inquirenti. Nicola De Cardenas aveva invece 60 anni, viveva a Milano ed era amministratore delegato della Dexa SPA, un'azienda di Voghera, presidente della sezione pavese di Assolombarda. Lo sci era una delle sue grandi passioni. È caduto su un pendio ghiacciato a 2700 metri d'altitudine, tra il rifugio Citelli e l'osservatorio Pizzi di Neri, e ha battuto violentemente la testa al suolo. Si trovava in gruppo, inutile il trasferimento al Cannizzaro, dove è giunto morto. L'industriale era molto noto in Lombardia. Sui giornali il cordoglio da parte del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada. Dolore è stato espresso anche dal presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Adesso su questo altro tragico fatto avvenuto domenica sull'Etna torniamo da Marco Carli. Andiamo sulle pagine dei quotidiani perché chiaramente si parla molto di questa notizia e anche si tenta di bilanciare fra quella che è la passione per uno sport e le insidie che possono essere nascoste dietro questa passione quando si affrontano una natura ovviamente impervia come può essere quella della montagna. Passione che uccide, questo è il titolo che troviamo sulla Sicilia di oggi. La doppia tragedia sull'Etna, il 17enne catanese tradito da una lassa di ghiaccio, l'escursionista pavese che faceva invece sci d'alpinismo. Andando sulle pagine interne vi facciamo vedere quella della Gazzetta del Sud. Ecco qua un po' quello che vi dicevamo in precedenza, no? La bellezza che nasconde tante insidie. 3 incidenti, 2 morti, una ragazza ferita in serie condizioni, il bilancio tragico di una domenica vissuta sul vulcano. Le vittime, il 60enne industriale lombardo
lombardo De Cardenas e il 17enne studente catanese Marletta, ricoverata la 16enne messinese caduta dallo slittino, non è in pericolo di vita. E poi sulle pagine interne invece della Sicilia c'è il risvolto ovviamente legato alla giustizia. Tragica domenica sull'Etna con la procura che indaga, un atto dovuto, l'apertura del doppio fascicolo, emergono i primi elementi concreti sulle dinamiche. Il 17enne, come abbiamo sentito nel servizio, è precipitato, tradito da una lastra di ghiaccio. Il 60enne pavese era in escursione con gli sci d'alpinismo e ci sono anche appunto le foto e le immagini delle due vittime. Angelo. Sì, ci occuperemo della sicurezza sull'Etna, di come affrontare le escursioni nel corso della nostra mattinata. Buongiorno Sicilia. Intanto ancora cronaca, un bimbo ha messo in bocca una presa elettrica, è rimasto ustionato, è accaduto a Modica in provincia di Ragusa, è ricoverato in rianimazione adesso in pediatria a Messina. Avrebbe messo in bocca una presa elettrica e ne è rimasto folgorato. Accade a Modica ad un bambino di 2 anni, condotto dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, ha riportato ustione del cavo orale e del labbro ed edema orofaringeo. Dato il peggioramento delle condizioni, il piccolo è stato poi trasferito negli soccorso al centro ustioni del Policlinico di Messina e ricoverato in rianimazione pediatrica. In questo momento il bambino è in terapia intensiva pediatrica, in prognosi riservata, è intubato, sedato e in ventilazione meccanica. La situazione è critica e chiaramente soltanto nelle prossime ore capiremo come evolverà. L'incidente è avvenuto a casa e sono stati i genitori a dare l'allarme. Nonostante tra le pareti domestiche ci si senta al sicuro, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 20% dei ricoveri in età pediatrica è dovuto a un incidente domestico. L'età più a rischio è quella compresa tra i 2 e i 4 anni e la causa principale di infortunio è la caduta o lo scivolamento su pavimenti e scale. Seguono gli infortuni per soffocamento o ingestione e quelli originati proprio da cause elettriche, dovuti, a più delle volte, a impianti non a norma nelle abitazioni o abitudini scorrette. Allora Marco, questa vicenda si può collegare ad un altro fatto di cronaca che è avvenuto però a Catania. Il bimbo ustionato per le scariche elettriche, ma ce n'è stata un'altra di brutta storia che adesso ci racconti tu. E troviamo proprio le due notizie all'interno della pagina della Sicilia, due notizie che appunto riguardano i bambini. Quella che abbiamo sentito nel servizio, il titolo è Bimbo morde filo elettrico e si ustiona. A Scicli il piccolo di 2 anni si trova ricoverato in rianimazione al Policlinico di Messina, ha riportato una grave lesione alla bocca, la madre prima dell'incidente stava stirando. E poi Angelo, quello che dicevi tu, questo richiamo, ovviamente questo articolo a firma della collega Francesca Ierinella, a 18 mesi ingoia una pila al litio da Catania, viene trasferita la bambina a Taormina, è stata operata annesima e adesso è ricoverata al centro di cardiochirurgia pediatrica. Grazie Marco, adesso facciamo un appendice di calcio perché non c'è pace sulla panchina del Trapani, esonerato anche Eziolino Capuano dal presidente Antonini. Al posto di Capuano arriva in giornata, sarà a Trapani in città il palermitano Vincenzo Cangelosi, che a lungo ha lavorato con Zeman. Sentiamo Franco Camarasana. Non c'è 2 senza 3, dice il proverbio, e il Trapani non è da meno perché dopo Alfio Torrisi e Salvatore Aronica fa fuori anche Eziolino Capuano, approdato a metà dicembre sulla panchina granata e già caduto dalle grazie del presidente Antonini. Colpa dei risultati, ultimo dei quali quello di Domenica Biella, col Trapani dominato per buona parte della gara dalla Juventus New Generation e sconfitto per 2-0. Tutto ciò malgrado la società abbia operato molto in questa sessione di mercato, rivoluzionando di sana pianta l'organico. Al posto di Capuano arriva Vincenzo Cangelosi, 61 anni, palermitano, per quasi 30 anni braccio destro di Zeman. Nelle ultime 2 stagioni alla guida della Casertana, il primo anno in Serie B e lo scorso anno in Serie C. Sul fronte mercato oggi arriverà l'attaccante norvegese Abel Steinrup, classe 2002, proveniente dal Topos, squadra olandese di seconda divisione, ma di arrivi nel Trapani ce ne saranno altri.
E allora, in attesa di sapere anche le ultime notizie di mercato che riguardano il Trapani, ma non solo, un po' tutte le siciliane, torniamo da Marco Carli, che vedo già con una pagina online per darci le ultime sulla vicenda Trapani, e poi proseguiremo con le altre notizie dai quotidiani. Pagina specializzata, Angelo, di calcio di Serie C, Tutto C, parla appunto di questa situazione in casa Trapani con il presidente Antonini che fa e disfa, l'ha fatto tantissime volte in questa stagione. Trapani fatale, l'ultima sconfitta, questo è il titolo che troviamo, con Capuano che è stato esonerato. La foto di Eziolino Capuano che ha incominciato la stagione, lo ricorderete, a Foggia, poi è finita a Trapani e ora di nuovo fuori dai giochi. Il titolo all'interno, le righe all'interno, mancano ormai soltanto i crismi dell'ufficialità, ma Ezio Capuano non siederà più sulla panchina del Trapani, è stato esonerato dal club del presidente Valerio Antonini dopo appunto l'ultima sconfitta subita contro la Juventus. Next Gen. Andiamo adesso invece a dare uno sguardo alle altre prime pagine dei quotidiani regionali, partendo dalla Gazzetta del Sud, in cui troviamo il titolo dedicato alle primarie del PD. Occupa molto spazio questo sulle pagine regionali, la notizia delle primarie, ne abbiamo parlato spesso e volentieri nelle nostre rassegne stampa. Passa il regolamento di Barbagallo, ma si sfiora la rissa, tensioni al congresso di Palermo sulle regole per eleggere il segretario regionale. Questo leggiamo su Gazzetta del Sud. Si torna anche nel titolo sotto la testata sui tragici incidenti di domenica sull'Etna, la sedicenne messinese coinvolta che appunto non è in pericolo, ne abbiamo parlato poco fa. Andiamo poi su Repubblica Palermo, perché c'è questo titolo in apertura: la regione senza dirigenti, restate in ufficio fino a 70 anni. Questo è il richiamo, fra virgolette. La Giunta chiede ai burocrati di rinviare il pensionamento. Mancano figure qualificate per il PNRR per riuscire ad avere i fondi o soprattutto ad utilizzarli. Il 13 febbraio scadono i contratti, ecco i posti in palio e chi è in corsa per ricoprire gli incarichi. Di questa notizia ovviamente si parla anche nelle pagine interne, con ancora un virgolettato: restate a lavorare fino a 70 anni, sembra quasi una minaccia, onestamente, vista così la pensione può attendere. La Giunta chiede un sacrificio, ovviamente non si tratta, scherzavamo sull'argomento, non si tratta di minaccia ma di sacrificio a chi si occupa appunto di PNRR, restare al lavoro fino alla soglia dei 70 anni. Ma ci sono altre notizie che riguardano la regione. Se non ci fossero stati fatti di cronaca probabilmente sarebbero state l'apertura su tutti i quotidiani, compreso anche la Sicilia. Lo sono ad esempio sul Giornale di Sicilia, la stretta sulle pensioni. Questo è il titolo: dimezzata in Sicilia l'opzione prevista dalla manovra nazionale di arrivare a 70 anni, potranno farlo solo 18 dirigenti e 20 funzionari. È praticamente la stessa notizia che abbiamo letto su Repubblica Palermo, ma vista da un altro punto di osservazione. Priorità turnover e nuovi concorsi, ridotta a poche unità la possibilità di restare in servizio oltre la soglia dei 67 anni, per cui solo a pochi dirigenti sarà data questa possibilità, chiamiamola come vogliamo, di arrivare appunto fino ai 70 anni. Schifani: il ricambio generazionale garantirà sicuramente più efficienza. Questo leggiamo sul Giornale di Sicilia. Sulle pagine interne troviamo sia ancora la parte dedicata alle pensioni che quella sul PD, con la linea dell'inviato di Schlein. L'Assemblea regionale ha votato le regole in vista del congresso. Non si terranno le primarie per l'elezione del segretario. Tensioni però alle stelle, si sfiora anche la rissa, i dissidenti urlano vergognati a Tafurri. Insomma, una situazione certamente particolare, quella che si respira in seno al PD. Vi porto anche sulla prima pagina della provincia di Catania, della Sicilia, perché
Ieri è stato il giorno della memoria, ricordo lo vedremo anche poi nelle pagine dei quotidiani nazionali, su tutti appunto i quotidiani, con il ricordo sia mantenuto. Questo ciò che troviamo appunto sulla prima pagina del quotidiano La Sicilia, dedicata alla città di Catania. In città e in provincia numerose iniziative con i giovani protagonisti per ricordare il dramma delle deportazioni e dell'Olocausto, e ci sono stati anche i racconti di chi ha vissuto sulla propria pelle quella immane tragedia che è stata appunto ricordata, come sempre avviene, il 27 di gennaio. Angelo. Grazie Marco. Adesso come sempre andiamo a collegare la Pol Strada al compartimento della Sicilia orientale. Buongiorno all'ispettore Raffaele Genovese, siamo a Barcellona Pozzo di Gotto. Buongiorno ispettore. Buongiorno in studio, buongiorno ai Dipartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale. La mattinata odierna ci restituisce qualche novità in merito alla viabilità sulla rete di nostra competenza. Sulla 18 Messina-Catania dalle ore 7 odierne e sino alle ore 18 di venerdì prossimo vi è la chiusura dello svincolo di Acireale per i veicoli in entrata in autostrada e diretti a Catania. Sempre in A18, Siracusa-Gela, vi è la chiusura al traffico del tratto di strada compreso tra gli svincoli di Avola e Cassibile, in direzione Siracusa. Per tale motivo è stata istituita l'uscita obbligatoria con rientro in autostrada a Cassibile, percorrendo la strada statale 115. Mentre sulla Palermo-Catania persiste la chiusura dello svincolo di Enna e proseguono anche qui i lavori di demolizione del ponte di Vittaino. Quindi è stato attivato il percorso alternativo tramite autostrada da Catenanuova a Giro in base alla direzione di marcia. Come ogni mattina diamo qualche consiglio. Raccomandiamo il rispetto delle norme del codice della strada in modo da poter viaggiare in sicurezza. Sicurezza che non riguarda solo noi come conducenti, ma anche gli altri utenti della strada, pedoni, ciclisti, motociclisti. Una guida rispettosa e prudente può prevenire molti incidenti. Ad esempio, quando vediamo un pedone che sta attraversando la strada, rallentiamo e fermiamoci, anche se la nostra strada è libera. Questo piccolo gesto può fare una grande differenza. Dalla Polizia Stradale per oggi è tutto, buona giornata e buona strada. Grazie, buon lavoro a voi. Intanto adesso andiamo a vedere cosa succede sulla viabilità a Catania. Vi mostriamo il traffico sulla circonvallazione, siamo all'altezza del Tondo Gioieni, un traffico sostenuto con rallentamenti soprattutto in direzione Mister Bianco, per intenderci, verso il Policlinico, traffico anche rallentato in direzione Ognina. Adesso facciamo la prima sosta della nostra mattinata, ci fermiamo perché fra poco torneremo di nuovo insieme con Marco Carli e la sua rassegna stampa dai quotidiani nazionali per i fatti che non riguardano soltanto l'Italia ma anche l'estero. A dopo. Torniamo di nuovo insieme, Marco Carli. Allora, dai quotidiani nazionali, le notizie che arrivano dall'Italia ma anche dall'estero, ce ne sono tante. Soprattutto dall'estero in questa giornata, Angelo, tre i macro argomenti che troviamo. Innanzitutto la situazione legata al giorno della memoria, tutto ciò che è successo nella giornata di ieri, l'impegno anche dei politici italiani in tal senso. Poi si parla del Medio Oriente perché c'è il ritorno della popolazione palestinese verso il nord della striscia di Gaza, in un territorio che è stato danneggiato profondamente dai bombardamenti. E poi l'intelligenza artificiale a basso costo della Cina che mette in difficoltà gli Stati Uniti. Tutto questo ritroviamo sul Corriere della Sera, ad esempio, con il titolo appunto di apertura dedicato ad Auschwitz, il leader del mondo nel territorio adesso polacco, l'odio c'è ancora, Shoah un abominio, dice Meloni, fascismo complice, questo sarà il titolo di molti quotidiani, vedremo. Le parole dei sopravvissuti con Segre che dice non ho paura nonostante subisca
ancora le minacce. Il senatore a vita Segre, appunto. Giorno della memoria, allarme antisemitismo e anche polemiche. Poi guardate questa foto che dà il senso di quello che sta succedendo in Medio Oriente, dell'attaccamento della gente alla propria terra, una striscia di terra pesantemente danneggiata, appunto l'abbiamo detto prima, dai bombardamenti, il flusso infinito di palestinesi sfollati che con i sacchi in spalla camminano verso il nord della striscia per riuscire a vedere i parenti che avevano abbandonato durante la guerra. Ricordiamo che c'è la tregua in questo momento, ma trovando una zona profondamente disastrata, in marcia per Gaza lungo il lungo fiume dei profughi verso casa. Veramente fa una certa impressione vedere queste immagini. E poi quello che vi dicevamo dell'intelligenza artificiale, la Cina che insidia gli Stati Uniti sotto tanti punti di vista, lo fa anche in questo caso. Dalla Cina l'intelligenza artificiale a basso costo, e così tutti i big, diciamo, della Silicon Valley crollano in borsa. Fenomeno DeepSeek, così si chiama, ed è già battaglia per questa intelligenza artificiale. Andiamo a vedere cosa titola invece Repubblica. Vi dicevamo di queste parole che tornano in molti quotidiani, le parole di Giorgia Meloni che stigmatizza Shoah, fascismo complice. Il messaggio della Premier: in Italia il regime contribuì all'abominio nazista dello sterminio. Polemiche tra la comunità ebraica e l'ANPI. Segre a Roma: antisemitismo sfacciato, ma non ho paura. Il mondo che si è riunito ad Auschwitz ad 80 anni dalla liberazione. Praticamente quasi tutte le generazioni non c'erano, ma è necessario, importante ricordare quello che è successo. E allora ci si torna anche nelle pagine interne, ve ne facciamo vedere qualcuna proprio davanti al cancello che tutti ormai conoscono di Auschwitz, il passato che non passa. Nell'80° anniversario della liberazione del lager, l'allarme dei sopravvissuti. Attenzione, può succedere ancora, questo dicono i sopravvissuti, per cui chiaramente massima attenzione, appunto, e massimo ricordo. C'è anche l'omaggio di Mattarella con questo portone, con questi binari che solo a vederli ancora oggi incutono certamente timore e paura. L'omaggio di Mattarella con Meloni che dice: il fascismo complice dell'abominio hitleriano. Questo dice il Presidente del Consiglio. Poi vi facciamo vedere ancora, sempre da Repubblica, il ritorno a Gaza City, quella foto, quel fiume di gente. Dopo 15 mesi di guerra, 300.000 profughi attraversano la striscia verso il nord, praticamente distrutto. Ma che cosa non si fa per tornare a casa, per riuscire a respirare nuovamente l'aria di casa dopo tutto quello che è successo? E poi anche qui l'intelligenza artificiale cinese a basso costo che affossa Wall Street. Bruciati, pensate, 600 miliardi. Panico sui mercati dopo l'arrivo della piattaforma DeepSeek che lancia Pechino nella corsa mondiale, appunto, ai sistemi di intelligenza artificiale. Crolla il Nasdaq, il sistema che controlla appunto la borsa di Wall Street. Il gigante tech Nvidia perde il 17%. Una giornata certamente che sarà ricordata, quella di ieri, per quanto riguarda le borse mondiali. Una giornata che sarà ricordata anche da un ex calciatore che ha giocato, ha militato in Serie A in 3 squadre importanti come il Cagliari, come la Roma e come l'Inter, che attraversa certamente un momento molto complicato. Stiamo parlando di Nainggolan, dal campo al carcere, arrestato in Belgio per traffico di droga. Questo sta succedendo all'ex giocatore, in questo caso ritratto con la maglia della Roma, e si fanno anche gli esempi dei giocatori che sono stati coinvolti in situazioni legate agli stupefacenti, alla droga nei precedenti, situazioni diverse rispetto a quelle di Nainggolan, precisiamo, ma c'è ad esempio Maradona, c'è l'ex portiere fenomeno della Colombia René Higuita, ma poi anche Sartor, Promes, insomma tanti giocatori che sono finiti in questo circolo vizioso. Ritorniamo alle prime pagine.
abbiamo visto quelli che sono i macro argomenti che ritroviamo nelle pagine nazionali. Andiamo dunque sul giornale con Meloni, appunto il fascismo complice dell'Olocausto, le leggi razziali furono un'infamia, l'antisemitismo nel mondo non è ancora sconfitto. Queste le dichiarazioni nel giorno della memoria. Poi vi diamo questo titolo, shock a Milano, arrestate le Archistar che hanno realizzato tante cose importanti a livello architettonico in Italia, turbativa d'Aste, PM contro Boreri, e lui che dice sono molto sorpreso. Queste le notizie che troviamo sul giornale. Ancora sulla Shoah, fascisti complici, questo è il titolo sulla Stampa, e sono ancora le parole di Meloni che vi abbiamo detto vengono riprese in quasi tutti i quotidiani. Cambiamo adesso argomento per andare a vedere invece un altro risvolto della notizia che vi abbiamo dato prima, quella del ritorno dei profughi verso la zona nord della striscia di Gaza. Ma come vi dicevamo, il titolo è emblematico, sono profughi senza terra. Dopo l'intesa sulle donne da rilasciare, 300.000 Gazawi stanno rientrando nell'enclave. I carabinieri al valico di Rafah, a Gaza un fiume di sfollati torna nella striscia, masserizie sui carretti tra le macerie delle case, no al piano Trump sul trasferimento dei palestinesi, vivi 25 dei 33 ostaggi israeliani da liberare. Questo è un altro dei macro argomenti. Qualcuno, come vedete, qualche giornale apre proprio con questa notizia del ritorno dei profughi verso la striscia di Gaza, mentre in molti aprono con la notizia dell'intelligenza artificiale cinese, come ad esempio Il Resto del Carlino, quotidiano nazionale, vede proprio una lotta fra Cina e Stati Uniti, due superpotenze. DeepSeek è la chat GPT del dragone che affossa i colossi tech. A Wall Street finisce sotto attacco hacker, Nvidia crolla e perde 600 miliardi, la Silicon Valley trema. Parla anche Cristianini, che è docente di intelligenza artificiale all'Università di Bath, un modello che mette in crisi mega investimenti americani. Anche in questo caso il giorno della memoria senza pace, con l'immagine questa volta del Presidente della Repubblica Mattarella ad Auschwitz. Ma l'intelligenza artificiale tiene banco sul Messaggero con la Cina che spaventa gli Stati Uniti, un'app low cost che porta a una grande problematica per la potenza mondiale, appunto gli Stati Uniti. A Wall Street scatta l'allarme, il 17% perso da Nvidia e male tutti gli high-tech, da Microsoft a Meta per Trump, un vero e proprio segnale. Altra foto poi emblematica, forse meno rispetto a quella di prima con quel fiume di persone, ma è facile immaginarlo anche in questo caso. Le macerie e sopra tutta la gente che torna, appunto, che prova a tornare a casa, in una casa appunto costellata di macerie. La Gaza, la lunga marcia verso casa, spesso e volentieri appunto una casa che non c'è più, ma la casa è appunto il territorio. 24 ore, il Sole 24 ore, la sfida cinese nell'intelligenza artificiale, quotidiano economico non poteva non aprire con questa notizia. Wall Street precipita con i titoli high tech. Come spesso fa il Sole 24 ore, dà spazio alla situazione in Medio Oriente, lo ha fatto spesso e volentieri anche quando non occupava le prime pagine come oggi dei quotidiani nazionali. Anche in questo caso viene riproposta quella marcia infinita, quel fiume di persone che tornano appunto verso Gaza City. Andiamo a chiudere facendovi vedere altri due titoli dei quotidiani nazionali. Uno è questo sul Manifesto, ve ne facciamo vedere due. Il ricordo della Shoah come un'accusa, celebrazioni separate, alcune comunità ebraiche italiane contro le ONG, e poi il titolo
che richiama un po' quello che abbiamo detto in precedenza. Anno zero, con anno che è evidentemente non un errore ma il verbo avere, nel senso che non hanno nulla. A Gaza si aprono i posti di blocco e 300.000 palestinesi si incamminano in direzione nord, una marcia del ritorno verso un territorio devastato, stretto tra le macerie e il mare, ma non se ne andranno, certo non per far spazio al resort che ha in mente appunto Trump. Questo troviamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Angelo, a te. Grazie Marco. Per noi adesso arrivano le previsioni meteo e saremo con voi fra pochissimo. Restate con Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì tempo instabile al nord e su parte delle regioni centrali con fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Qualche debole precipitazione nella seconda parte del giorno anche sul basso versante tirrenico, mentre sulla Sicilia l'alta pressione dominerà dunque la scena meteorologica garantendo tempo stabile ampiamente assolato, seppur sarà possibile qualche locale goccia di pioggia in serata su parte del versante tirrenico. Contesto climatico che si manterrà con temperature massime che toccheranno localmente anche i 23-24 gradi. La situazione poi tenderà a cambiare nella giornata di mercoledì. Sopraggiungerà dunque una nuova perturbazione atlantica che porterà fenomeni a carattere sparso. Localmente saranno anche di forte intensità. I venti sofferanno ancora sostenuti, specialmente sulle zone costiere. Le temperature massime saranno in calo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Bentornati a Buongiorno Sicilia e diamo il benvenuto al vicequestore Fabrizio Busacca. Buongiorno. Salve, buongiorno. Che è dirigente del commissariato Borgognina di Catania. Stamattina parliamo con lei delle truffe agli anziani, che è un fenomeno in crescita, ahimè, nonostante gli avvertimenti, nonostante gli anziani ultimamente siano diventati anche un po' più furbi, no? Nel recepire questo tipo di attenzione che viene riservato loro da diversi, diciamo, furbi e malviventi truffatori, cresce davvero. Dicono i dati che il 50% delle truffe agli anziani va a buon fine e soltanto il 47% dei truffati alla fine sporge denuncia. Questo la sintesi, l'estrema sintesi di questo fenomeno. Sì, effettivamente è un fenomeno che ultimamente è in forte crescita. Il modus operandi è quasi sempre lo stesso. La vittima, sempre una persona ultra ottantenne, viene contattata telefonicamente da un sedicente appartenente alle forze dell'ordine o da un sedicente avvocato e viene contattata sulla propria utenza telefonica, fissa o mobile. Riferiscono che un prossimo congiunto, una persona cara, ha causato un incidente stradale grave, che stanno per essere rinchiusi in carcere e che per evitare ciò è necessario versare a titolo di cauzione una somma di denaro. Successivamente, dopo pochi minuti, il sedicente avvocato appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima facendosi consegnare tutto il denaro che ha e tutti gli oggetti di oro. Di solito le richieste oscillano dalle 2.000 alle 20.000 euro, in base alla disponibilità economica della persona. Quindi evidentemente conoscono la persona che hanno puntato, che hanno preso di mira. C'è uno studio diciamo, a monte pregresso, quindi conoscono bene la loro vittima, sanno chi sono i loro parenti. Ultimamente abbiamo riscontrato anche l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia particolarmente insidiose. Infatti in una delle ultime truffe il truffatore si è avvalso di un'applicazione dell'intelligenza artificiale che riesce a riprodurre la voce della persona cara.
quindi l'ha proprio passata al telefono e la vittima era convinta di parlare col proprio cognato che chiedeva di dare i soldi. Le chiedo scusa dottore, Prego. però per avere la possibilità di duplicare la voce della persona chiara hanno avuto un contatto queste persone non con la vittima ma con il parente della vittima, in modo tale da poter acquisire questa voce e poi poterla riprodurre attraverso un telefonino, attraverso un altro sistema. Sì, infatti c'è tutta un'attività pregressa di studio della vittima e dei suoi parenti. Serve una vera e propria organizzazione. Sì, sono organizzazioni che operano infatti in tutta Italia con guadagni per diverse migliaia di euro, perché molti poi approfittando della vulnerabilità delle persone anziane, ecco, riescono nel loro intento truffaldino. Infatti, diciamo subito che il telefono è il primo mezzo attraverso il quale vengono agganciate le vittime. Sì, le vittime vengono agganciate per telefono. Allora, cosa dobbiamo consigliare, cosa dobbiamo dire a chi ci sta ascoltando, alle persone che ignare sono a casa e vengono, diciamo, prese di sorpresa perché poi raccontano di vicende incredibili, o che c'è stato un incidente stradale gravissimo e la controparte, diciamo, sta malissimo e grave in ospedale e quindi per evitare il carcere bisogna intervenire, o che altrimenti è successo un altro fatto talmente grave da giustificare un intervento immediato in denaro. Però dobbiamo dire che non esiste da nessuna parte nella nostra, diciamo, nella nostra legge sul territorio nazionale che si possa pagare una cauzione per uscire dal carcere. Questo è fondamentale, per non andare in carcere non si paga in Italia la cauzione. No, non è previsto. Infatti nel caso in cui si dovesse venire contattati telefonicamente da sedicenti avvocati o sedicenti forze dell'ordine, bisogna immediatamente chiamare il 112, il numero unico per le emergenze, e verrà mandata immediatamente una pattuglia. E nel caso in cui si dovesse rimanere vittima della truffa, il consiglio è quello di denunciare, in modo da consentire a noi Polizia di Stato di avviare le indagini e identificare i colpevoli per evitare che continuino con queste loro condotte riprorevoli. Allora, in una delle ultime, diciamo, truffe, la vittima, una 84enne, ha consegnato addirittura il bancomat alla persona che si è presentata in casa, perché non aveva il contante, diciamo così, sufficiente per poter soddisfare. Cioè, quello che colpisce è che evidentemente hanno un target, un budget da raggiungere per la persona che hanno preso di mira, perché questa signora aveva credo 1.200 euro in casa e non sono bastati 1.200 euro, bisognava raggiungere molto di più. E la signora, dopo aver creduto di parlare con la sorella e con il cognato che avevano causato questo incidente, ha riposto massima fiducia nell'avvocato che si era presentato lì in casa, addirittura tale da consegnargli il bancomat e consentirgli di prelevare la somma di 2.000 euro. Alla fine però voi in qualche modo siete riusciti, grazie alla segnalazione della signora che dopo un po' di tempo ha parlato con la sorella vera, insomma con i parenti veri, a rintracciare questo truffatore attraverso i sistemi di videosorveglianza, credo, dell'istituto di credito. Sia dell'istituto di credito e sia anche i sistemi di videosorveglianza nella zona in cui abitava la signora, quindi siamo riusciti a risalire all'identità e per questo è importante denunciare, per assicurare alla giustizia queste persone ed evitare che possano reiterare queste condotte. Tra l'altro il soggetto che abbiamo denunciato aveva un curriculum di tutto rispetto, aveva precedenti proprio specifici sempre per truffe agli anziani, era proprio specializzato in questo tipo di truffe. Ho letto dalle note che sono arrivate dalla redazione che il suo, diciamo, budget mensile era di circa 30.000 euro, cioè riusciva a mettere insieme 30.000 euro con truffe, tutte vittime, tutte anziane, tutte persone indifese. Adesso quello che viene, che arriva leggendo tutto quello che sta succedendo è che non si fanno scrupoli questi personaggi, questi individui, perché pur di fare soldi sono capaci di raccontare la qualsiasi alle vittime che prendono di mira. Che
che sono per lo più ultraottantenni e quindi approfittano della vulnerabilità delle persone anziane. Infatti a tal fine la Questura di Catania ha avviato una campagna di sensibilizzazione organizzando diversi incontri con gli anziani in modo da metterli in guardia di fronte a questo tipo di truffe. Ma questi malviventi, perché sono dei veri e propri malviventi, sono dei criminali, quando vengono arrestati, di cosa rispondono? Solo di truffa? Di truffa aggravata. E quindi insomma alla fine del processo, se sarà provata la loro colpevolezza, andranno in carcere. Sì, rischiano una pena fino a 5 anni. Una pena fino a 5 anni. Però noi siamo qui per fare in modo che chi ci sta ascoltando, cioè le persone che possono essere oggetto di attenzione di questi criminali, possano in qualche modo farsi un'idea, avere diciamo, qualche indicazione su come difendersi. La prima cosa da fare, nonostante magari venga detto di non chiamare nessuno, di non entrare in contatto con nessuno, adesso hanno escogitato questo sistema dell'intelligenza artificiale, esatto. Chiamate subito la polizia, le forze dell'ordine, che sono quelli che possono arrivare in soccorso, intervenire e magari cogliere sul fatto chi sta cercando di raggirarvi. Esatto, è fondamentale proprio la tempestività della chiamata alle forze dell'ordine, proprio per riuscire a cogliere sul fatto e arrestare in flagranza il soggetto. Ma vi è capitato che qualche soggetto, qualche vittima, mentre era al telefono o prima di ricevere questo pseudo avvocato, sedicente avvocato o comunque rappresentante delle forze dell'ordine, vi abbia chiamato e voi siate arrivate diciamo, tempestivamente per bloccarlo sul posto, diciamo, perché gli episodi ormai sono, non dico uno al giorno, ma anche più di uno al giorno. No, ad oggi siamo sempre stati chiamati successivamente e mai quando la persona era lì in casa in modo da poter intervenire. Allora. Noi dobbiamo dire che bisogna chiamare subito le forze dell'ordine. Immediatamente. Un numero di telefono a cui si può chiamare? Il 112. Il 112 è il numero unico per le emergenze, raccontando i fatti e verrà immediatamente mandata una pattuglia sul posto per studiare la strategia più utile. Come ci si difende? Come ci si può difendere da questi personaggi che non hanno scrupoli, che sono cinici, che non guardano nessuno in faccia pur di... diciamo, anche portare via a chi dopo una vita di sacrificio ha messo da parte qualcosa per avere un po' di serenità. Bisogna assolutamente intervenire, bisogna fare qualcosa. Sì, la migliore difesa è la prevenzione, ripeto, laddove si dovesse venire contattati da avvocati e forze dell'ordine che chiedono a qualunque titolo somme di denaro, riattaccare e contattare immediatamente la Polizia di Stato o altre forze dell'ordine. Allora, ci sono alcuni dati, e con questo chiudiamo, che riguardano i metodi di approccio. Il 6% attraverso un contatto telefonico, questo è un dato che viene fuori, a domicilio 15%, le frodi online 20% e sono in crescita proprio le frodi online, perché diciamo, chi denuncia in questo caso ha una percentuale inferiore a un caso su 5, quindi c'è ancora molta resistenza nel volere denunciare. Che cos'è? Vergogna, insomma, il fatto di essere caduti in questa rete che non ci porta poi magari a non fare denuncia. Sì, molti si vergognano e quindi evitano di sporgere denuncia per questo, perché credono anche che sia difficile poi poter recuperare la somma data, eccetera, ma di fatto non è così, perché una grossa percentuale di casi siamo riusciti a risalire all'autore di queste condotte. E poi quindi sono sempre gli stessi. Si restituisce quello che è stato tolto alle vittime? Siamo anche riusciti a restituire. Se l'intervento è tempestivo riusciamo anche a restituire, a recuperare buona parte del maltolto, se non tutto. Allora, grazie davvero per essere stato Grazie con noi questa mattina. Il vicequestore Fabrizio Busacca, che è il dirigente del commissariato Borgo Ognina di Catania. Fate attenzione, non fidatevi di nessuno, accertatevi della vera identità delle persone con cui vi trovate a parlare o al telefono o in presenza, e prima di aprire la porta fate una telefonata alle forze di polizia, chiamate e dite: ma c'è una persona qui dietro la porta, per caso l'avete mandato voi, è un vostro rappresentante? Allora solo dopo
assolutamente solo dopo aprite la porta, perché arrivano veramente le vere forze di polizia, i veri uomini delle forze dell'ordine. Grazie davvero. Grazie a voi. Una buona giornata, adesso ci fermiamo, fra poco saremo di nuovo insieme con altri ospiti a Buongiorno Sicilia. Siamo di nuovo in studio, Buongiorno Sicilia, con noi oggi c'è Marco Puleo, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Guida alpina. Guida alpina, sì. Perché parliamo con una guida alpina questa mattina? Il riferimento è a quanto accaduto domenica, che è stata una giornata funestata da incidenti sull'Etna. Sono state 2 vittime, un giovanissimo, 17 anni, un uomo diciamo che si occupava di industria, un industriale della Lombardia, di Pavia, e un'altra giovanissima messinese che in questo momento è in ospedale. Fortunatamente lei non è in pericolo di vita. Allora, intanto l'Etna è bellissima. L'Etna è stupenda, sì. Diciamo una meraviglia. Un vulcano stupendo e una montagna data la quota. Però prima di andare sull'Etna bisogna prendere delle precauzioni e bisogna fare attenzione. Diciamo assolutamente che bisogna valutare. La parola secondo me adatta è valutare i momenti, valutare le previsioni meteo, valutare i luoghi dove ci troviamo e l'esposizione di essi. Nel senso, valutare se un pendio è ripido, valutare se c'è un rischio di caduta, valutare tanto. Chi non è un esperto, chi non conosce l'Etna, chi non conosce la montagna, così la chiamiamo da queste parti, si deve affidare anche a persone che possano in qualche modo aiutarli. Chi non è un esperto sicuramente non deve emulare, no? Perché girano video, girano foto e l'emulazione credo sia la cosa più facile. Voglio andare anch'io. Voglio andare anch'io presuppone un'informazione, una preparazione o un affidamento a dei professionisti, in questo caso le guide alpine. Quindi prima di avventurarsi bisogna avere delle informazioni e non bisogna avventurarsi in posti troppo impervi, data l'esperienza. Ma che cosa è successo allora? Le condizioni climatiche hanno influito con ogni probabilità sui fatti tragici di domenica? Diciamo che in questo momento sull'Etna c'è molto ghiaccio ed è legato alla ultima perturbazione che abbiamo avuto, che ha provocato delle piogge in quota, quindi non è nevicato ma è piovuto, e questa pioggia ha fatto sì che il manto nevoso preesistente diventasse ghiaccio e quindi abbiamo una presenza diffusa di ghiaccio dai 1900 metri di quota in su, quindi qualora ci volessimo avventurare sopra quella quota abbiamo bisogno di materiale e tecniche per farlo, quindi si parla di ramponi, si parla della tecnica per utilizzarli, non basta averli, bisogna saperli usare. Volevo semplicemente, ci sono però diciamo, dei modi per passare una giornata in serenità sull'Etna, dei sentieri sicuri per cui ad una certa quota si può arrivare senza correre dei rischi? Sì, assolutamente. Magari per chi non è diciamo, un esperto e vuole godere della montagna dell'Etna, si può fare non andando proprio su, ma rimanendo a quote più basse, accessibili a tutti. Dove magari la temperatura è più alta e la presenza di ghiaccio è minore, quindi parliamo di zone vicine alla strada, sentieri segnati, zone battute, non percorsi impervi o ripidi sicuramente. Bisogna evitare i pendii ripidi. E questa è una raccomandazione che va fatta a tutti, giovani, meno giovani, appassionati della domenica, appassionati anche esperti della montagna, perché i rischi sono sempre dietro l'angolo. Sempre. Quello che magari manca a chi si approccia adesso e non ha molta esperienza è la valutazione di quello che può accadere in caso di. Cioè io vado e dico vabbè mi diverto. Invece sarebbe opportuno che la gente quando va in montagna pensa alle probabili conseguenze delle azioni. Magari uno pensa di passare una giornata di serenità, di relax, e allora che cosa
mettiamo che domani io decido di andare sull'Etna, non sono un esperto, mi devo attrezzare, mi devo portare qualcosa in particolare, perché se mi trovo in una situazione di difficoltà devo poter in qualche modo avere un contatto immediato, diretto, poter chiamare, ci sono dei numeri a cui ci si può rivolgere? Sicuramente ci sono i numeri, che sono i numeri di emergenza come il 112 se succede un incidente. Per informazioni ci si può rivolgere alle guide alpine, ci si può rivolgere agli operatori del settore per avere tutte le informazioni necessarie e i luoghi dove andare in base alle condizioni del momento. Un consiglio pratico sarebbe quello di recarsi nelle aree turistiche, quindi Rifugio Sapienza, Piano Provenzana, e magari chiedere proprio delle informazioni lì e dire quale potrebbe essere una zona sicura, però per fare una valutazione personale evitare i pendii ripidi o esposti. Allora, gli incidenti che sono verificati domenica sono verificati in una zona certamente non facilmente accessibile, perché siamo nella Valle del Bove, diciamo, uno di questi è capitato anche lì. Allora, cosa spinge l'escursionista, cosa spinge chi magari si arrampica sull'Etna a provare questo tipo di esperienza? È la curiosità soltanto oppure la voglia di conoscere? No, io credo che la valutazione, la dinamica degli incidenti non sono in grado di definirla adesso perché non la conosco in maniera diretta. Certamente. Quello che so da guida alpina e da alpinista, quindi da assiduo frequentatore della montagna, è che una persona che ha questa passione viene spinta è motivata dalla bellezza dei luoghi e dalla bellezza dell'attività che uno svolge. Questo implica dei rischi per tutti, anche delle persone esperte, quindi non sempre è uno sbaglio, ma può essere anche una vera e propria disgrazia. Okay? Potrebbe essere anche che erano molto esperti, hanno valutato tutto, ma hanno avuto lo stesso l'incidente, quindi io su questo non mi sento di esprimere un giudizio. Le zone non erano certamente facili, però magari le valutazioni... Probabilmente magari la persona conosceva, c'era già stato in passato. Non sono in grado di dire questo, però sicuramente erano degli alpinisti o degli sci alpinisti, non erano visitatori della domenica, almeno io credo. Quindi può capitare comunque l'incidente quando uno fa queste attività. Ci sono stati altri esempi di esperti, diciamo maestri anche di determinate attività, di determinati sport. Sì, è sicuramente un'attività che espone a dei rischi, assolutamente. Ma esiste una stagione, fra virgolette, sicura, a prescindere da quella che è l'attività del vulcano, attenzione. Io parlo da un punto di vista meteo, per cui l'Etna è meno rischiosa? Allora, sfatiamo la sicurezza. In montagna è sempre da valutare e non c'è una sicurezza al 100%. Indubbiamente la stagione invernale è molto più rischiosa che quella estiva. Cioè la presenza di neve o ghiaccio o temperature rigide è molto più rischiosa, espone a dei rischi molto più alti che nella stagione estiva. Quindi per rispondere, l'estate sicuramente è la stagione adatta per approcciarsi e non l'inverno. Una guida alpina da sicurezza perché ha esperienza, e questa esperienza la guida alpina come la matura? La guida alpina è prima un frequentatore, un alpinista, una persona che fa attività in montagna tutto l'anno, fa un'esperienza personale, poi fa un corso molto lungo di formazione professionale e diventa un professionista. In quel momento è in grado di trasmettere le conoscenze acquisite e appunto limitare i rischi. Limitare i rischi vuol dire... Limitare i rischi, attenzione, non si azzerano ridurre i rischi. Non si azzerano i rischi, non esiste un'attività 100% sicura, ma la riduzione del rischio dal 90% al 10% potrebbe salvare in molte occasioni la vita o eventuali incidenti. Ecco.
però non si azzera il rischio. Allora, noi consigliamo a chi volesse vivere una giornata di serenità di intanto fare in modo di non avventurarsi, e quando si vuole fare qualcosa di diverso rivolgersi a personale esperto che può in qualche modo aiutare questo loro, diciamo, percorso sul vulcano Etna. E nell'insicurezza tornare indietro sui propri passi. E questo è fondamentale, Esatto. Quando non si è sicuro di fare qualche cosa o di voler fare veramente quella cosa, dire di no potrebbe salvare una vita, sì, o evitare comunque un incidente, esatto, che già sarebbe, diciamo, importante e fondamentale. Grazie allora a Marco Puleo, che è stato con noi questa mattina, guida alpina, ci ha dato una sorta di vademecum per affrontare la montagna per chi non è esperto, per chi non conosce veramente. E poi anche gli esperti comunque hanno sempre un po' di timore, diceva prima Marco, ad affrontare determinati sentieri, determinati tragitti che possono nascondere insidie. Grazie ancora. Grazie a Marco Puleo. Noi ci dobbiamo fermare, torniamo dopo, parleremo del Carnevale e della solidarietà a Carnevale, ma lo faremo fra pochissimo. Restate con noi. Allora, torniamo di nuovo in studio e adesso apriamo una finestra sulla solidarietà e anche sul Carnevale. Vediamo questo matrimonio come funziona. Lo facciamo con Maurizio Gibilaro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che è coordinatore provinciale di Telethon Catania. Ormai Telethon a Catania è una realtà che si è radicata. Assolutamente sì, da 16 anni il nostro coordinamento che raccoglie veramente tanti volontari, ormai siamo oltre 180 volontari, non è sicuramente secondo a nessuno in Italia, anzi devo dire che per le attività che svolge, non ultima quella che è la Walk of Life, quella che è la passeggiata per la vita che noi ogni anno nel mese di aprile-maggio portiamo avanti a Catania nei 4 giorni, quest'anno sarà dall'1 al 4 di maggio nel Salotto Buono di Catania, dove costruiremo il villaggio della ricerca e della solidarietà, sempre per la raccolta fondi, sempre con la nostra t-shirt Telethon, che ovviamente viene data appunto con un contributo minimo di 5 euro e che serve tanto alla raccolta. L'anno scorso abbiamo superato i 30.000 euro e certamente siamo orgogliosi di questo. Quest'anno c'è questa novità. C'è questa novità che è una sorta di lotteria. È una lotteria che viene associato al Carnevale di Acireale, che è uno dei carnevali, diciamo, più importanti non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale e riconosciuto. Una lotteria che consentirà da una parte a chi acquista il biglietto di poter partecipare poi all'estrazione di alcuni premi finali e per Telethon di avere delle risorse, perché le risorse sono finalizzate, lo ricordiamo sempre, alla ricerca, perché le malattie genetiche, queste malattie che molte volte sono sconosciute, hanno bisogno di risorse economiche importanti. Alcune, in qualche modo, in alcuni casi si è riusciti, grazie chiaramente ai ricercatori, a trovare non dico la soluzione definitiva, però a trovare una cura in alcuni casi, in altri magari una soluzione che ci può fare guarire, però ce ne sono tante, Io devo ringraziare la Fondazione Carnevale di Acireale nella persona del suo presidente e dello staff, perché sono stato cercato, sono stato chiamato, perché era importante abbinare al Carnevale la solidarietà. E lo sta facendo molto bene la Fondazione, creando questa lotteria che darà ovviamente tanti premi e che acquista il biglietto. Il biglietto, pensate, costa
3 euro, quindi non è un biglietto esausto, però 3 euro per ognuno di noi sono praticamente nulla, una colazione al bar, diciamo così, ci si può anche rinunciare per un fine importante. Attraverso questa evidentemente noi invece possiamo raccogliere tanti fondi da poter dare ai nostri bravi ricercatori italiani. Voglio sottolineare il fatto che molti sono italiani, tantissimi sono italiani, bravi ricercatori che hanno dato grande sviluppo a quello che è stata la ricerca sulle malattie genetiche rare. Pensa che in oltre 30 anni di attività la Fondazione Telethon ha investito quasi 1 miliardo nella ricerca scientifica, coinvolgendo più di 2000 ricercatori italiani e stranieri e con una ricerca che è stata finalizzata a oltre 3.700 malattie genetiche, di cui sappiamo noi che sono oltre 6.000. E certamente questo ha dato un grande sviluppo alla Fondazione Telethon, ma soprattutto devo dire che oggi è la prima charity al mondo ad avere un farmaco costruito direttamente dalla Fondazione e che è a disposizione di tutti quelli che sono ammalati di questa malattia che si chiama Adashid, che ricordo è quella malattia che colpiva i bambini con una immunodeficienza, i bambini bolla, che non potevano avere rapporti neppure con la mamma perché si sarebbero ammalati. Questa malattia è stata completamente risolta dalla Fondazione Telethon, che ha pure costruito, tra virgolette, il farmaco per poter salvare tutti quelli che nascono con questa malattia. Ecco l'importanza di avere una fondazione che è tutta italiana, che vive con i contributi degli italiani, delle persone che vogliono dare il loro supporto alla ricerca scientifica, che ovviamente è specchiata, nel senso che è molto trasparente, perché noi siamo tenuti, così come ci dice la Fondazione, anche per la sola donazione di 1 euro a dare una ricevuta numerata, perché questo significa avere la traccia di tutto quello che si fa e da dove viene. Allora, a partire dall'8 di febbraio sarà possibile acquistare i biglietti che riguardano la lotteria, diciamo, del Carnevale di Acireale presso la Fondazione ad Acireale, e poi durante la manifestazione ci saranno degli info box che avranno a disposizione questi biglietti che possiamo acquistare tutti noi che andiamo ad Acireale per guardare il Carnevale, e la vendita proseguirà sino al 27 di aprile del 2025 e poi ci sarà l'estrazione finale. Volevo con Maurizio gibilare il prossimo obiettivo. C'è evidentemente un obiettivo da raggiungere da parte di Telethon a breve, ci sono quelli a lunga scadenza, poi ci sono gli obiettivi a breve scadenza. Si sta lavorando su una malattia che si chiama leucodistrofia metacromatica, che ha già avuto i suoi riscontri, e questo attraverso il TIGET che insiste all'interno del San Raffaele a Milano, dove lì si pratica la terapia genica, ma questa riguarda soprattutto i bambini in tenera età, perché superata una certa età non si può più intervenire. E allora è importante anche praticare lo screening neonatale, che in questo momento non c'è, ma se riuscissimo a immetterlo assieme a tutti gli altri screening che si fanno alla nascita di un neonato, sarebbe questa la possibilità, ci darebbe questa la possibilità di salvare tanti bambini, perché come sai l'80% delle malattie genetiche rare colpisce appunto i bambini. È chiaro che il lavoro è tanto, è instancabile anche. C'è tanto da fare. Noi siamo sempre più coinvolti in queste attività, perché adesso vuoi
con la tecnologia che avanza, vuoi con l'intelligenza artificiale che al momento non ha dato grandi risposte per quanto ci riguarda, ma che sono convinto che da qui a qualche mese, non a qualche anno, anche questa darà il suo bravo contributo. Lo farà naturalmente cercando di aiutare e soprattutto dando speranze a quelle famiglie che hanno all'interno un bambino ammalato di malattie genetiche rare. Noi all'interno del nostro coordinamento abbiamo qualche mamma che abbiamo chiamato mamma rara, proprio perché hanno i figli affetti da malattie genetiche rare e sono vicino a noi. Ringrazio tutti i volontari, ma ringrazio soprattutto queste mamme che hanno il coraggio di mettersi sempre in gioco, di poter fare sempre qualcosa per cercare di arrivare alla soluzione per i propri figli. Grazie stamattina grazie. Per la sua presenza Maurizio Gibilaro, che è il coordinatore provinciale di Teleton Catania. Abbiamo parlato di Acireale, del carnevale di Acireale e la solidarietà che si può fare attraverso la lotteria per il carnevale di Acireale. Grazie davvero, buon lavoro, in bocca al lupo per quello che fate. Vive il lupo. Adesso andiamo a vedere l'almanacco e poi torniamo subito dopo per restare insieme a voi. Il 28 gennaio di ogni anno si celebra la giornata della protezione dei dati personali. Questa giornata venne istituita nel 2006 dal Consiglio d'Europa per poi essere estesa a livello mondiale e conosciuta con il nome di Giornata della Privacy. In questa data, governi e organismi per la protezione dei dati svolgono attività per accrescere la consapevolezza sui diritti alla protezione dei dati e alla privacy, con campagne mirate per il pubblico, progetti didattici per insegnanti e studenti ed un costante aggiornamento del trattato internazionale in materia, per restare sempre in linea con le esigenze odierne. Ma sapete come funzionano telescopi e binocoli? In generale noi vediamo perché la luce degli oggetti crea un'immagine sulla retina in fondo all'occhio. Gli oggetti lontani formano sulla retina un'immagine più piccola. Un telescopio o un binocolo la ingrandiscono e così sulla retina occupa più spazio. Sul binocolo sono presenti due numeri. Il primo indica quanto è stata ingrandita l'immagine rispetto a quella che vedremmo nella realtà. Ed il secondo indica il diametro degli obiettivi, quindi delle lenti utilizzate. Siamo quasi in chiusura, torniamo da Marco Carli, un appendice alla rassegna stampa, la facciamo con lo sport. Partiamo dai fatti regionali? Partiamo appunto dai fatti regionali, soprattutto dal mercato. Abbiamo già parlato però Marco, sì, diciamo dell'esonero di Eziolino Capuano. Esattamente, partiamo proprio da lì, ne abbiamo già parlato nel corso della trasmissione, andiamo sul mercato, ad esempio del Palermo, Serie B, è il giorno di Poyampalo, ieri la sua ultima partita nel Venezia, che ha giocato il derby contro il Verona. L'attaccante tra oggi e domani in città e potrebbe esordire venerdì contro il Pisa. Firma e visite mediche per il difensore Magnani, sono i due colpi del Palermo per questa finestra di mercato. Andiamo poi in casa Catania, dopo il successo, il primo del 2025 per quanto riguarda i rossazzurri, con le parole ma soprattutto le sensazioni di Davide Guglielmotti, l'esterno del Catania, che ha ritrovato la via del gol, 2 reti contro il Giuliano, e ha ritrovato il Catania la sua locomotiva, così titola la Sicilia. Una domenica speciale, la doppietta appunto contro il Giuliano, ha rilanciato il laterale. Voglio vincere, dice, con questa maglia. Queste sono le parole di Guglielmotti, che abbiamo ascoltato anche in anteprima proprio nel corso di diretta stadio. Chiudiamo con il mercato invece a livello nazionale. Sulla Gazzetta dello Sport, il Milan che è alla ricerca di una punta, e la punta che si cerca è sempre la stessa. Stiamo parlando di Giménez, che si scalda, l'assalto al Feyenoord dopo la
Champions che ovviamente mercoledì, ricordiamo, da domani celebrerà la sua ultima giornata di questo maxi girone con tutte le partite in contemporanea. Questo il mercato per quanto riguarda invece la Serie A, con il nome caldo che è appunto quello di Giménez per il Milan. Grazie allora Marco, noi ci salutiamo come sempre in musica. Il 28 gennaio, ma di un po' di anni fa, del 1985, proprio in questa giornata si registrava We Are The World, che è un progetto fatto da tantissimi grandissimi artisti della musica rock, pop, sono messi tutti quanti insieme per regalare, diciamo, dei fondi per i paesi africani. USA for Africa era proprio il progetto. Ci salutiamo con We Are The World. Grazie a tutti, buongiorno Sicilia torna domani come sempre alle